Incontrano figure paradigmatiche, enigmatiche, che sembrano quasi uscire, ma neanche da un libro di letteratura, sembrano quasi non esistere, ma che in realtà prendono forma. Esatto. Con me c'è Davide il Monti. Il Monti. E io vi dico subito, per me vale molto più lui che Monti, scrittore. Ma detto questo, Davide Monti, due parole su di te. Allora, intanto posso? Prego, ti tengo il microfono io. Intanto sono veramente onorato e felice di conoscere l'illustre avvocato Andrea Di Pre, Grazie. il maestro del trash. E dell'arte. Sì, giusto. E io sono un ragazzo di 35 anni che nella vita cerca ancora di trovare il lavoro giusto, però nel tempo libero cerco di sfondare nell'hip hop, nel rap trash, anche demenziale. E dal 2012 ho cominciato a fare canzoni. Di solito io sono una persona che ha avuto sempre impegni, lavoro, studio, ma comunque ogni tanto mi diletto a scrivere canzoni, a provarle e a fare i video su YouTube. Allora, Davide, permettimi questo, subito due diciamo, non critiche, ma due precisazioni. La prima, sul demenziale io direi, perché demenziale? Alla fine sarà il pubblico a dire, cioè chi può dire se una cosa è demenziale o geniale? Per me è demenziale Mattarella, per esempio. Per me demenziale è Mattarella, demenziale. Ecco, comunque, a parte questo, seconda cosa, meglio la figa o il cazzo? La figa, ovviamente. Questo lo dico perché, ecco, tanto ormai si può dire, dai ragazzi, avete tutti i siti porno possibili, sì. Giusto? Meglio la figa. Xvideo, quelle cose. Grandissimo, che cita la più grande compagnia praghese del nostro amico stupendo. Esiste solo Xvideos e XNXX. Un applauso, bravo, bravissimo. Grazie. Grande, grandissimo, ecco. Allora, come ho detto prima, chi? Andrea, puoi chiedere che lavoro fa? Ecco, quindi diciamo, sa che lavorare non è uno. Allora, io sono come Fonzi, già dire la parola lavora, non riesco neanche a dire no, comunque è importante per te. Qual è il tuo lavoro? Allora, attualmente sono in tirocinio presso una scuola dove faccio le pulizie, però vabbè, non serve dire il nome. No, dai Davide, siamo qua in diretta. Scuola Azzolini di Milano. Grandi! Dio can, il nome della tua professione, porca madonna! Dio can! Vabbè, la cambiamo. No, TV Verità è stupendo, anche io avrei sbagliato. Pensa che fortunati i giovani. Ma diciamo, io faccio l'aiuto bidello, sono in tirocinio per fare aiuto bidello, però sto cercando di un lavoro che mi elevi ancora di più a un altro ma è ovvio che faccia uscire il tuo fantasma interiore, che è la musica, sì. Che è l'hip hop, giusto? L'hip hop, sì. L'hip hop. Nel tempo libero mi dedico all'hip hop, a provare a scrivere canzoni. Le scrivi tu le canzoni? Sì, le scrivo io. La mia prima canzone è Full Monty, l'ho scritta io di mio pugno, insomma. E allora, dai, a questo punto sentiamola subito. Per noi Davide ci canta Full Monty. Vai Davide. Magari il ritornello. Quello che a cappella, quello che vuoi. Full Monty, non temo confronti. Full Monty, fumo anche i tronchi. Full Monty. Fumo anche i tronchi, è importantissimo, ecco. Non mi viene più in mente. Va già benissimo, prova così, ecco. Sì, ingresso stile Triple H, ti sfido in un match steel cage, in macchina con i boys, pompiamo Narcos Noiz, come lui vita da artisti, scateniamo vita da artisti, alle manifestazioni scateniamo l'intifada. Allora, scusate, l'intifada. Volete dire una cosa? Attenzione a una cosa, amici che amate la musica. Guardate che
le perle più rare sono quelle quando vengono fatte a cappella. Io mi ricordo Katy Perry a cappella, vale molto di più sentirla cantare a cappella che col tutte, sai, Sì, con la base sotto, con la base ovviamente. sotto, eccetera. Ecco, mi ha molto colpito, ci fumiamo anche i tronchi. Sì, è una mia rima che spacca tra i miei fan, spacca molto e niente, fumatevi un bel tronco e state rilassati. Esatto, e i tuoi fan sono in delirio, vero? Sicuramente, sicuramente dopo questa intervista il mio fan club esploderà in alto. Ecco, già sta esplodendo, esploderà ancora di più. E ascolta, c'è una, diciamo, una celebrity international che ti ispira un po'? Michael Jackson, non lo so, qualcuno? No, io Eminem, qualcuno? come musica io sono per il rap vecchia scuola, tipo Noise, tipo Salmo, tipo... Ah, grandissimo Salvo, un applauso al grande Salvo, tutto fatto come Andrea Di Pre che fa karate, E grandissimo. come trapper, attenzione, un artista che lei conosce bene, Bello Figo. Grandissimo, salutiamo Bello Figo, Swag. Andrea Di Pre, ecco, swag, bravissimo. Fai bene a citarlo perché, ecco, allora... Se non ti fa assaggiare, blocca. Lui dice di Bello Figo. Esatto, questo è l'unico pensa. Se non ti fa assaggiare blocca, è vero, lo diceva sempre anche, mi ricordo, grande Bello Figo, grande fonte di ispirazione, Sì. perché ha veramente lottato tantissimo. Io l'ho conosciuto una volta, ma molto tempo fa, mi pare sia stato a Riccione, quando ero andato con degli amici, ho visto per caso un tizio, mi pareva di che conoscere... non paga affitto, ecco. Che mi pare di conoscere, mi sono fermato e gli ho chiesto: ma tu sei Bello Figo? E lui mi fa sì, ho anche una foto con lui. Stupendo, perché Bello Figo veramente... Mi piacerebbe andare a un concerto suo, di vederlo. Guarda, sicuramente attraverso X-Lab realizzeremo questa cosa e poi comunque c'è la tua carriera che devi portare avanti. Sì, devo portare Ecco, avanti. hai già in cantiere altre canzoni? Al momento non credo. Vorrei provare a fare l'influencer, però devo cercare un mio ambiente da dove lavorare. Dove mi chiedano. Ecco, come influencer, qual è la piattaforma? Qual è la... Non si- Pensavo fosse venuto mai, ecco. No, allora, che cazzo è stato? Ecco, no, volevo dirti, Madonna di Dio, ecco, ma qual è la piattaforma che più preferisci per fare l'influencer? Beh, Instagram innanzitutto, poi YouTube, E TikTok anche? di TikTok poco. Io te lo consiglio TikTok, perché ti possono donare il leone, cioè, no, è vero questo, attenzione. Ho aperto un canale che è inattivo da molto tempo. C'è un primo video di presentazione, però non lo uso molto TikTok. Però attenzione, sei anche sotto un'agenzia importantissima che è la X-Lab, che sa come manovrare, che è una piovra che arriva ovunque. Sì, infatti X-Lab mi segue, tutti quanti mi seguono. E sei in una botte di ferro, sei in una botte di ferro, perché X-Lab fa i grandi numeri. E allora, grandissimo ancora, Sì. il Monti, un messaggio alle tue fan, dai. Ti piace la figa, un messaggio alle tue fan. Un messaggio alle mie fan? Beh, posso dire, io sono ancora single, ho scopato però con le mignotte. Precisiamo questo, precisiamo. Dopo. Vabbè, dai, sono ancora single, se volete conoscermi iscrivetemi in pagina. Monti NPT Real. Quanto resterà questo nome ancora? Finché non vorrò io. Ma se dopo lo cambi- Matto se voglio, ecco. Se dopo lo cambio farò una storia dove dirò che ho cambiato il nome profilo, ma comunque ancora... Chi sei MC Camaleonte? Sì, la mia... MC Camaleonte, è importantissimo questo. Sì, diciamo che mi piace far video con dei vestiti vari, molto... Esatto. con oggetti Ecco, vari,
posso essere un pirata, posso essere un indiano. Sei un trasformista, così. Come i camaleonti che cambiano colore, io cambio la mia arte. Amiche e amici, iscrivetevi a X-Lab, perché così avrete modo di seguire l'evoluzione di questi personaggi. Capite? Attenzione a questo. Un'ultima cosa però che mi chiedono tutti. La musica, diciamo, è il mio punto, il mio punto di partenza. È la chiave del tuo genio, diciamo, sì, la chiave del mio genio. La musica. Però, diciamo, se non riuscissi ad avere successo con l'arte musicale, cercherei di un altro tipo di arte. Io ho pensato alla pittura, ispirandomi ai grandi pittori come Van Gogh, Cézanne, Gauguin. È interessante il paragone, e Cézanne che anticipa, molto interessante questo. Io l'ho detto a caso, esatto, tre nomi a caso. Esatto, no, ma hai preso, hai preso, hai citato due dei più grandi geni di tutti i tempi. Van Gogh, sono andato a vederlo ad Amsterdam. Bravo, perché molti ad Amsterdam tutti vanno a vedere la zona luci rosse. Bravo che lui è andato, io stesso lui mi si è andato a vedere il campo di grano con volo di corvi, giusto, che anticipa la sua fine, quadro, opera stupenda, così. Però qui tutti mi chiedono, e qui te lo devo chiedere perché siamo di prepari sociale, cos'è questa storia del muschio? È una storia un po' particolare che non è il muschio di Fedez, che mi deve ancora 21 grammi di felicità, ecco, lasciamo perdere. Mettimelo qui. La Ferragni mettimela qui, Fedez mettimelo qui, no, dimmi. Praticamente un amico un po' scemo, che non farò il nome perché mi fa schifo anche di nominarlo, e mi ha regalato, spacciando per erba, un po' di muschio. Io, convinto di questo, sono andato subito a portarlo a degli amici, però mi hanno detto, però appena l'hanno visto mi hanno detto, ma questo è muschio? Allora dopo mi sono incazzato perché cazzo mi regali il muschio, che cosa fai? Hai fatto benissimo ad incazzarti, è come quando uno ti dà lo zucchero, o quante ne ho viste io, ma poi l'hanno pagata cara, quante, non fate mai ste puttanate. A me se la fate siete finiti. Se provate a prendermi, non si fotte. Se provate a fottermi sulla Bianca siete finiti. Meglio un figlio in guerra che il cocco per terra. Te lo dico subito. Okay. Quindi hai ragione a incazzarti, bravissimo. Bravissimo. Allora, il Monti, grazie ancora. Una cosa, vabbè, dipreismo. Ho fatto anche un video sul dipreismo, dove dicevo che il dipreismo sì è giusto, però una cosa non è giusta secondo me. Poi ognuno fa quello che vuole. Di tranquillamente. Va bene i soldi, va bene la figa, ma il cocco no. Allora, ecco, su questo diciamo, facciamo una precisazione. Io la penso così. Allora, il dipreismo, cioè il dipreismo dell'avevo fatto, punta sulla Bianca, sul cash e sulla Bianca, sul cash e Bianca, coca e sulla figa, ecco, ecco. Però io dico, ragazzi, se a voi piace l'erba, usate quella. O al massimo, se vi piace solo fare soldi e scopare e andare in figa, fate solo quelle due robe là. Esatto, c'è anche questa forma esatto di libertà assoluta. Giusto. Nel comportamento. L'importante, ragazzi, è abbattere le chiese, costruire parcheggi o chiese di preiste, sempre contro i cattolici, giusto? Giusto. Sempre quello. È tassativo, è una regola ferrea. Una regola fondamentale. Non vogliamo cattolici del gang, mai! Mai! Sulla cannabis posso dire che io sono un appassionato, posso dirlo? Sono un appassionato abbastanza, dal punto di vista scientifico, perché diciamo la verità, non ho mai fumato una canna veramente. Però leggo molti giornali, vado a parecchie fiere, soprattutto a Bologna c'è la fiera della canapa, l'Indica Sativa Trade. Io sono presente col mio stand, sì? Perché avrò la linea di preista cannabis,
c'è Cannabica che abbiamo fatto, Se ecco. vuole gli faccio una storia quando vado... Esatto, e ti aspetto nello stand perché avremo delle cose strane, dei gadget, delle cose stranissime sull'erba. Legali. Esatto, perché l'erba va legalizzata da subito, l'erba è naturalissima, però anche il cocco è, in teoria è una pianta. Però insomma, diciamo, l'erba, ragazzi, è uno scandalo vedere gente in carcere per l'erba. Ma stiamo scherzando, è vero o no? Giusto. Che fa anche bene in più. Va bene, il Monti, grazie ancora. Questo è X-Lab, al di per il sociale. Ci ritroveremo. La ringrazio di essere venuto e mi ha fatto piacere vederla. Grazie a te e complimenti per la tua serietà, la tua compostezza e per quanto hai le idee molto chiare su tutto. Grazie ancora, grazie ciao. Un saluto a tutti i miei fan, amici, un saluto a tutti i fan e amici.